Giornalista e scrittore veronese, Andrea Nocini si è da sempre dedicato al mondo del calcio dilettantistico veneto, ricoprendo tuttora l'incarico di direttore responsabile del noto sito pianetacalcio.it. Pallone protagonista anche dei suoi primi libri, VIP nel pallone, Non desiderare la palla d'altri, fino all'ultimo stadio. Ma la produzione letteraria di Nocini evolve negli anni e cambia fino ad addentrarsi nel mondo dell'arte, della cultura e ora anche in quello della musica. Passione per la scrittura e forti le motivazioni. Prima di tutto la mia passione, la mia tenacia, il fatto di essere arrivato fin qui e spero di andare ancora avanti. Però anche sei stato importante tu dal stimolo di dire dai che se arrivi a 10 libri di lettore diventerai enciclopedico. Ecco, sono servite di due le cose, perché la vita non è mai, tu lo sai, è ricca di ombre, di pochi sprazzi di luce, però è anche vero che addentrandomi e anche un po' sfarinandomi dal mondo del calcio ed entrando in questo mondo, io forse mi sono messo nell'attenzione di un alunno, di una spugna che deve imparare a crescere e ad acquisire nozioni. Ecco, questa è stata l'altra molla, di poter appunto imparare la bellezza dell'Italia, le sue arti, i suoi giacimenti culturali. La musica e il canto ci innalzano verso l'alto e proprio di musica si narra nell'ultima fatica letteraria dello scrittore. Tutti d'accordo, un viaggio tra i più importanti e prestigiosi conservatori d'Italia. E tutti d'accordo perché la musica riesce ad unire il linguaggio universale, chiariamolo subito, come il calcio e l'arte. Che cosa mi ha mosso? È una scintilla, quella di aver appreso via internet che conservatorio all'inizio, alla fine del Settecento, prima è partito con il Conservatoire de Paris in Francia, era appunto lo scopo caritatevole nel poter dare ai ragazzi esposti, ai girovaghi, ai fanciulli abbandonati alla ruota o al torno, praticamente un mestiere, poter imparare un mestiere per difendersi da una vita che per loro era assolutamente gelida e che si prospettava nettamente in salita, come se fosse stata una squadra che fosse partita con 20 punti di penalizzazione. La musica nasce all'interno delle chiese e quindi anche i conservatori, prima di rendersi autonomi, sono da considerarsi opere del mondo ecclesiastico. Sì, è vero, come stai dicendo, dopo sono stati riconosciuti, eccetera. Adesso c'è il MIUR, il Ministero, eccetera. Però ecco, diciamo che è stata un po' la Chiesa, non come istituzione, ma gli edifici che hanno raccolto la musica, conservando la parte dei conservatori, e l'hanno poi trasmessa. C'erano i maestri di cappella a Roma, in Vaticano, ma anche in altre città, Lucca, che è città proprio di musica. E ancora adesso, nella maggior parte delle case musicali che ho visitato, sono o dentro dei chiostri o proprio nella parte attigua, sempre però di competenza della Chiesa, insomma. Pur mantenendo uno stile narrativo proprio, con la formula tanto amata dell'intervista, lo scrittore si evolve nei contenuti in un cammino letterario iniziato 9 anni fa. Sì, sono 10 libri in 9 anni e io ho imparato una cosa, cioè, o hai la sensibilità, l'empatia deve scattare subito con il maestro del giornalismo, credo sicuramente l'ultimo per anzianità, 94 anni a settembre, Sergio Zauli, che è senatore. Ho imparato ad approfondire la sensibilità, ad vedere appunto gli avvenimenti o le dinamiche sociali, non certamente quelle economiche, con una lente diversa.